Amici sportivi, eccoci pronti per una nuova puntata di Tutto Motori. Nel servizio di apertura spazio al Salotto SCQ. Ospite di Nello Alfano, presidente del sodalizio cagliaritano Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ, l'ex pilota Sergio Caredda. Nell'accogliente location del Sardegna Hotel di Cagliari, il Circolo Sardo Automoto d'Epoca SCQ ha ideato il Salotto SCQ, la prima rubrica dedicata ai protagonisti dell'automobilismo isolano. In questa puntata, ospite di Nello Alfano, presidente del sodalizio cagliaritano SCQ, l'ex pilota Sergio Caredda. Un saluto affettuoso a tutti voi e ancora qui per una puntata di Salotto SCQ. Oggi è una puntata speciale perché ho con me Sergio Caredda, che saluto. Grazie, e Nello. che ringrazio per aver accettato l'invito. Perché è speciale? Perché Sergio Caredda, noto pilota di rallistico, perché tu hai fatto rally, fondamentalmente sì. rally, noto pilota rallistico, però nella sua carriera ha fatto anche un'esperienza secondo me positiva, con la terza edizione 1998 della rievocazione storica della Sassari-Cagliari, che organizzavo ovviamente con il Circolo Sardo Automoto d'Epoca, e terza edizione nella quale tra i partenti ci fu anche Sergio, e dopo tanti anni mi conforta e si ricorda ancora di quell'esperienza con molta anche nostalgia, Sì, e col rammarico di non aver potuto proseguire, classificarsi. No, bene. a parte perché? quello, Dici perché? sì, come dici tu, ero stato invitato a partecipare a questa rievocazione storica della Cagliari-Sassari-Cagliari, che voi organizzavate. Avevo un MG Midget, molto blu scuro. Bravo, un avion. Feci una gran bella gara. Io ho sempre fatto rally di livello, ho fatto più o meno tutti i rally del campionato italiano, anche il rally del campionato del mondo come il Tour de Corse, per cui avevo un'esperienza diversa di velocità. Certo. Sia su terra che su asfalto, e questa manifestazione, che era una manifestazione di regolarità, che però andava a revocare quella che è stata la più bella competizione dell'automobilismo sportivo isolano fino, diciamo, all'inizio dei rally validi per l'europeo, prima col Costa Smeralda e poi per il mondiale. E questa gara, che ricordo, io sono abituato appunto a fare gare di livello, e l'organizzazione è la prima cosa che ti colpisce in qualunque manifestazione sportiva. E qui l'organizzazione, questo è un complimento che ti devo fare a distanza di anni, era eccezionale. Ti ringrazio. Eccezionale. Ti ringrazio. È peccato che non la facciate più. Questa è la mia... Mi consenti di ricordare a tutti quanti che la rievocazione storica della Cagliari-Sassari-Cagliari, che abbiamo fatto in 7 edizioni, era un po' come la Mille Miglia, la Mille Miglia sarda, perché era una gara di regolarità dal primo all'ultimo chilometro, ed erano 215 chilometri da Cagliari a Sassari e 215 con varie prove speciali, e comunque era impegnativa. Certamente per Caredda, per l'amico Sergio, era un giochino. Beh, no. Era ugualmente molto impegnativa, perché la precisione ai controlli orari diciamo, richiede una concentrazione, una capacità soprattutto di controllo delle reazioni psicofisiche, che non è comune. Bravo Sergio. E quello è il vecchio trucco. Ecco, adesso adesso invece lasciamo perdere. Parliamo dei rally, della tua specialità. Quando hai iniziato, Allora, Sergio? io ho iniziato a correre
Nel settembre del 76 mi ero comprato una gran bella macchina, che purtroppo non ho più, e se l'avessi avuta sarebbe un bel pezzo da museo, ed era un 124 Abarth. Bellissimo. Macchina che la Fiat aveva, diciamo, progettato già con una finalità che era quella delle gare, cosa che normalmente le case automobilistiche italiane non fanno, al contrario per esempio dei francesi e dei tedeschi. Io comprai questa macchina e gli feci fare la preparazione ammessa, diciamo, per il gruppo 3, che per quel tipo di macchina voleva dire una preparazione normale, e cominciai a correre. Macchina, devo dire, molto professionale, molto difficile, soprattutto sullo sterrato, che presumeva delle caratteristiche di guida. Che colore era, Sergio? Era bianca con i cofani neri. Ecco, perché avere i cofani neri era la caratteristica d'immagine delle 124 Abarth. Sì. Prego, continua. E poi, diciamo, da lì ho incominciato, ho fatto un po' di gavetta e devo dire che ritengo, dovendo parlare della mia, come dire, della mia attività agonistica, di aver attraversato quel periodo che passa diciamo, da un dilettantismo puro a quello che oggi invece, anche a livelli, diciamo, bassi, è quasi un vero professionismo. Hai parlato degli anni 1900... Io ho iniziato nel 76 e ho corso fino ai primi anni 2000, per cui sono passato attraverso periodi, ripeto, in cui... Attraverso dei cicli. Sì, cioè ho toccato con mano anche quella che era già una sorta di professionismo. Nel 76 c'erano ancora molti ricordi e reminiscenze Sì. dei rally anni 60. Io poi sono nipote di un vecchio rallista, per cui ho conosciuto l'epopea, e qui vedo il tuo libro, il Rally della Sardegna, che per cui io da ragazzino accompagnavo mio zio che cercava i percorsi, poi lo seguivano alle gare. La passione è nata così, questo per voler dire, voler dire com'è nata. Poi da lì, insomma, mi sono comprato una macchina, un ex ufficiale. Hai dato via No, non l'ho data via, l'ho tenuta, però ho comprato un modello identico, però preparata dalla casa. Era un ex ufficiale Fiat Abarth, molto bella, una macchina altamente professionale con cui ho fatto altre gare. E insomma, diciamo che questa gavetta fatta a mie spese mi ha aperto la possibilità di fare un'avventura a livello quasi professionale con un'organizzazione che faceva capo alla Centro. Io ho fatto per 2 o 3 anni campionati in tutta Italia, il campionato Fiat all'Italia. Raul Gelli che gestiva, diciamo... Infatti lo vogliamo invitare, Raul Gelli. Sì, che gestiva anche in continente, ovviamente. Ho fatto tutte le gare più importanti in giro per l'Italia. Anche all'Isola d'Elba. L'Isola d'Elba più di una volta, ho vinto la mia categoria, ho fatto anche il Tour de Corse valido per il mondiale, ho fatto il Targa Florio dove vinsi, ho fatto il rally di San Marino, il rally delle 4 regioni, tutti i rally validi per il campionato europeo, e in cui, devo dire, la nostra organizzazione, adesso non voglio parlare di me stesso perché è sempre antipatico, però voglio parlare della nostra organizzazione che era eccezionale. Cioè in Sardegna, questo lo posso dire senza paura di essere smentito da chi che sia, un'organizzazione di quel livello, una squadra totalmente sarda, con mezzi, diciamo, di assistenza seri, con alte professionalità sia di meccanici sia di team manager. L'amico Chico Tornatore, per esempio, che faceva l'organizzatore dei piani d'assistenza. Insomma, è stata un'esperienza molto bella che oltretutto mi ha premiato, perché io ho vinto il campionato riservato appunto alla nostra categoria, e devo dire che anche chi aveva creduto in noi, mettendo lo sponsor... Era faticoso il tutto. Beh, devo dirti questo, è stata un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza professionale che della professionalità cosa aveva? Soltanto gli aspetti negativi, vale a dire quella del lavoro pesante e duro, e non aveva chiaramente quelli dell'essere remunerati. Però per chi fa questo sport per passione come tutti noi, credo che sia il massimo, indubbiamente. Poi l'importante è poter dire... C'ero anch'io, no? Bravo, c'ero anch'io, conservare dei bei ricordi fotografici, qualche coppa e qualche bell'aneddoto. Se mi permetti, te ne vorrei raccontare uno. Questo ci fa molto piacere. Te ne vorrei raccontare Prego, Sergio, almeno uno. Perché sono sempre bellissimi questi aneddoti. Anche perché, sinceramente,
diciamo, il principale attore di questo aneddoto è un caro amico che con te collabora alla riuscita di questa trasmissione, che è l'amico Mario Tornatore. Ah, sì. E allora, guarda, ci tengo a raccontare. Dunque, si faceva il secondo rally Costa Smeralda e correvamo appunto con l'organizzazione a centro, eravamo 4 macchine, va bene. Tra gli altri, su una macchina c'era questo amico di Oristano, si chiama Carlo Serra, un bravo pilota, soprattutto diciamo un asfaltista. Questa Smeralda non era proprio la sua gara. Ripetimi questo termine, asfaltista. Asfaltista, bravo. Attenzione, sono termini proprio... Asfaltista, perché insomma sono tecniche diverse e capacità diverse. Il rally perché è completo? Perché appunto ti dà la possibilità di guidare in condizioni molto varie: asfalto, terra, notte e giorno, pioggia, terreno smosso, neve quando ci può essere la neve, nebbia, un rally San Marino, 3 notti sempre sotto la nebbia, non me li posso dimenticare. Comunque, succede che uno dei nostri coéquipier, che faceva navigatore appunto a Carlo Serra, diciamo che aveva avuto una piccola défaillance fisica, in poche parole non se la sentiva di proseguire. E sai, il giorno dopo si riparte da Portocervo e lui dice: io non parto. Aveva paura. Non parto, va bene, sai che tutte le spese che si erano affrontate, non puoi impedire, da solo uno non può partire, deve partire la coppia. E allora lì con l'amico Gelli mi fa: Sergio, dai, vedi un po' di convincerlo a partire. Ho tentato, niente da fare. Allora a quel punto chi più ricordava fisicamente chi era? Mario Tornatore. Vestiamo Mario da Corrado, questo è il nome del caro amico che purtroppo non c'è più, tra l'altro, e lo vestiamo da Corrado. Corrado era una persona simpaticissima, unica nel suo genere, che dava tutti del tu, dal grande campione al coso, per cui molti nell'ambiente che non lo conoscevano erano convinti che lui avesse altrettanta notorietà. Nella realtà non lo conosceva nessuno. Mario non sapeva di questo e lui diceva: sì, io mi devo vestire da Corrado, ma mi conoscono tutti, come faccio ogni controllo orario scendere e timbrare? Dico: Mario, tu tieniti sempre il casco in testa, non ti fare vedere, la stazza è quella e via. E fatto sta che si facevano le prove nel Nuorese e gli operai di Ottana fecero un sit-in e bloccarono le prove, per cui venimmo spostati per recuperare il tempo perso a Illorai. E il povero Mario è rimasto in macchina fisso 3 ore col casco nascosto, sempre convinto di poter essere riconosciuto. Vabbè, questo che hai raccontato è molto interessante. Questo dimostra che lo spirito d'avventura di questo tipo di gare. Certo. Senti, al momento attuale com'è la tua... il mio rapporto con le gare? Sì. Ma il mio rapporto con le gare è di grande passione. Ma continui a gareggiare? Ho fatto l'ultima gara con un Mitsubishi molto bello, competitivo, 5-6 anni fa. Però non continuo, prima di tutto perché insomma me la sentirei, non è che mi sento... Ti devo fare i conti con la mia età anagrafica. Devo fare i conti con l'età anagrafica, con la famiglia e con il lavoro, e anche con l'aspetto economico che oggi, devo dire la verità, è diventato pesantissimo, non solo pesante. Sì. Erano altri tempi, quelli in cui si riusciva... Sergio, mi hai promesso che mi verrai a trovare perché ti voglio dare delle locandine e dei manifesti o delle cose che ti riporteranno nella Cagliari Sassari Cagliari. Te li do volentieri perché è sempre bello e fa piacere, amici miei, quando si incontra dopo tanti anni e si ripensa a qualcosa che si è fatto insieme. Quando poi c'è un ricordo che ci accomuna, capisci? Ecco, io per la medesima passione. Ti ringrazio, Sergio, ovviamente della tua partecipazione e anche di questo escursus di ritorno indietro che con la tua esperienza nella Cagliari Sassari Cagliari. Mi auguro di rincontrarci per una trasmissione futura e mi rimane anche il pensiero dell'episodio divertente che ci hai raccontato. Così potrei prendere in giro Mario esatto. Lì in regia. Sergio caro, allora tante grazie ancora. Grazie Annello e auguroni a tutti voi per la vostra ottima trasmissione. Grazie, un saluto ai cari telespettatori che ci seguono
e un ringraziamento all'Hotel Sardegna per l'ospitalità squisita che sempre ci viene data. Buonasera e un saluto a tutti.